Anche i camici bianchi piangono. Corre veloce sul web la denuncia dei giovani medici pagati 10 euro all'ora quando va bene, perché poi c'è chi è stato compensato con pizza, birra e tanti saluti. Loro sono i giovani medici antisfruttamento che su Facebook hanno fondato questo gruppo per testimoniare problemi grandi e guadagni magri, ben lontani da quelli di un dottore di famiglia veneto che con 1500 assistiti alle ULSS costa 107.015 euro all'anno. Cifre importanti per una categoria privilegiata che però oggi si permette il lusso di protestare chiudendo le porte in faccia ai pazienti e blindando gli ambulatori a intermittenza fino a 81 giorni. A noi pare che il malato invece debba essere messo al primo posto e lo diciamo anche alla sanità regionale che con questa delibera ha sancito che l'ecografia mammaria non è più mutuabile. Eppure stiamo parlando di un esame salvavita, capace di individuare anomalie che alla semplice mammografia possono sfuggire. La prevenzione deve essere un diritto di tutti e non solo di chi ha le possibilità economiche per accedervi privatamente. È strano che una volta una persona etichettata 048 del codice esenzioni abbia tutto e un attimo prima non ce l'abbia. Questo mi pare un po' strano. Insomma, i dubbi interpretativi di un'indagine, se devono essere accompagnati da ulteriori indagini per dirimere il dubbio, credo che possano essere parte del pacchetto di screening, questo senz'altro. Su questo fronte si scatena anche l'associazione Difesa Diritti del Malato. Non è possibile che il medico di base possa prescrivere l'ecografia solo alle pazienti nella fascia d'età tra i 50 e i 60 anni che hanno fatto già la mammografia e che presentano sintomi specifici. Oltretutto così si innesca un'altra visita, un altro appuntamento, un'altra lista d'attesa, quando invece il tempo in questi casi può fare la differenza tra la vita e la morte.